Sulle orme di Cino Ricci e Porcaiar. È un piccolo sogno e una grande avventura quella che in questi giorni stanno vivendo in laguna 30 fortunati ragazzi tra i 15 e i 17 anni, provenienti da 7 paesi europei. Un camp di vela con una particolarità unica. La lingua ufficiale dei partecipanti è l'inglese. L'esperienza si svolge a Venezia. I ragazzi sono ospiti al Collegio Navale Militare Francesco Morosini di Sant'Elena, mentre le giornate hanno come base operativa, come campo di regata per gli allenamenti, lo stabilimento balneare della Marina a San Nicolò del Lido di Venezia. Anche quest'anno si sta concludendo il secondo campo vela internazionale al Lido di Venezia, svolto in collaborazione tra Marina Militare e IMC, l'organizzazione internazionale che vede la partecipazione di 7 nazioni dell'Unione Europea. Il campo di vela è della Confederazione Marittima Internazionale ed è organizzato dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. L'esperienza, iniziata il 23 luglio, si sta avviando alla conclusione ed anche quest'anno il bilancio delle attività parla di un grande successo. Non sono mancate le premiazioni di tutti gli equipaggi partecipanti. Un'esperienza formativa sportivamente ed umanamente che ha messo in contatto 30 ragazzi di diverse nazionalità che hanno condiviso questa esperienza imparando i segreti della vela, ma soprattutto ad essere buoni cittadini del futuro. E in questo l'impegno può considerarsi pienamente raggiunto.